Cerchiamo di approvvigionarci prima di queste feste, perché se dobbiamo ragionare in termini di regola di mercato, allora quando non c'è convenienza a tenere un esercizio aperto lo si chiude. Supermercati, centri commerciali e negozi aperti durante il giorno di Pasquetta e monta di nuovo la protesta. Il primo invito a boicottare gli esercizi commerciali arriva dal Patriarca di Venezia, un appello alle famiglie e a tutti i cittadini. Non è necessario, secondo il Patriarca, fare degli acquisti proprio in quei giorni e trascorrere l'intera giornata di festa all'interno dei centri commerciali. Le aperture domenicali nei giorni di festa non servono a combattere la crisi, ma sono solamente un modo per concentrare la spesa in pochi giorni. Io ritengo non cambino l'economia del nostro territorio, non salvino situazioni economiche in difficoltà e creano invece l'uomo suddito del denaro, l'uomo suddito del mercato. E nella Marca la mappa delle aperture parla chiaro. Il giorno di Pasqua tutte le catene hanno deciso di non aprire, ma al contrario a Pasquetta sono pochi coloro che rimarranno chiusi. Il giorno di Pasquetta, ahimè, saranno tutti aperti i centri commerciali maggiori e sono costretti perché se uno è aperto chiaramente gli altri si devono adeguare. Ma per tenere aperto nei giorni festivi la grande catena deve sostenere dei costi e non sempre l'apertura significa guadagnare. Aumenteranno i costi della merce e il personale poi in qualche maniera viene lasciato a casa perché queste grandi catene non riescono a far fronte ai costi. Una catena non virtuosa quella delle aperture, secondo il comitato, che sta portando la grande distribuzione a rimettersi e le conseguenze le sta pagando il personale che deve fare i conti con i licenziamenti.